Amici, una buona nuova settimana che va dal 14 al 20 di dicembre. Nuovo oroscopo, quindi iniziamo subito con il segno dell'Ariete in amore. Nelle relazioni, nei rapporti affettivi, più in generale, cercherete di andare incontro alle persone a cui ci tenete tanto. I problemi si potranno risolvere facilmente perché il vostro umore, il vostro atteggiamento ve lo permetterà. Se siete impegnati in una nuova storia d'amore non avrete problemi perché vi dedicherete al vostro partner e non riuscire a pensare a niente di diverso da quello che avete costruito. Sul lavoro, per i progetti e i compiti di lavoro non ci saranno grandi novità perché sarete portati a curare soprattutto la sfera intima. Sarete comunque malleabili con i colleghi, difficilmente sbaglierete con i modi che vi porrete. Il segno del Toro. Amore. In questa nuova settimana di dicembre sarete abbastanza pensierosi e cercherete di riflettere su vari aspetti di vita, anche sentimentale. È per questo motivo che vi renderete conto di alcune cose che magari non vi piacciono. Scegliere di modificare certi comportamenti è sempre utile. I vostri primi di quelli degli altri per rapportarvi al meglio. Lavoro. Per gli impegni di lavoro pochi cambiamenti in questi giorni. Con chi collabora insieme a voi non ci saranno invece particolari problemi perché il vostro atteggiamento sarà piuttosto buono. Gemelli, amore. Attenzione a questa settimana in cui probabilmente ci sarà un po' di trasgressione. Voglia di leggerezza, piacere e intrattenimento saranno i desideri che vi spingeranno a fare cose in questi giorni. Sicuramente non riuscirete a stare da sole e anche se non avete un partner provvederete a relazionarvi con qualcuno per godervi una settimana che non risulti inutile dal lato delle emozioni. Lavoro, sarete leggeri, ma sicuramente non saranno giorni in cui vi impegnerete più di tanto in nuovi ed importanti progetti di lavoro. Occhio a non esagerare con determinate cose o potreste pentirvene amaramente, mi raccomando. Cancro, amore. Quest'ultimo periodo sicuramente non è stato troppo semplice da affrontare. In questa settimana invece ci sarà un piccolo miglioramento per vivere con una leggera tranquillità in più. Ci sarà comunque poco da illudersi, anche perché torneranno ad esserci alcuni intoppi nelle vostre storie d'amore e nelle nuove conoscenze. Attenzione a fare la vostra scelta. Lavoro, sia Giove che Saturno non saranno più opposizione e riuscirete a recuperare un po' di energie ed ottimismo. Dovrete comunque tenere sotto controllo le sfide che vi si presenteranno di fronte. Non ve ne libererete così facilmente, quindi restate abbastanza calmi e sereni. Sul lavoro sia Giove che Saturno non saranno più in opposizioni e riuscirete a recuperare un po' di energie e ottimismo. Dovrete comunque tenere sotto controllo le sfide che vi si presenteranno di fronte, non vi libererete così facilmente. Il segno del Leone. Giove e Saturno saranno in opposizioni e dunque dovrete prepararvi ad una settimana piuttosto abbastanza tosta.
Probabilmente sarete un po' indecisi sul da farsi. Con il vostro partner potreste non essere convinti e potreste essere preoccupati per un motivo. Le emozioni di questa settimana dovrebbero essere ugualmente intense, starà a voi decidere come comportarvi. Scegliete bene. Lavoro, attenzione a non esagerare con compiti e progetti in questi giorni. Sarà importante controllarsi con azioni e reazioni e soprattutto non accedere troppo per quanto riguarda spesi e questioni di tipo economico, quindi non siate spendaccioni. Vergine, ultimamente le cose non sono andate affatto male, ma in questi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Non riuscirete ad andare incontro alle esigenze del partner, quasi nemmeno alle vostre. Cercherete di dare il massimo, ma non sarà per niente facile ottenere un buon equilibrio nei rapporti di coppia. Ovviamente si tratterà di qualcosa di temporaneo. Tutto potrebbe migliorare quanto prima. Lavoro, se avete un obiettivo professionale in mente, vi impegnerete. Il fatto è che dovreste metterci tutte le energie possibili perché ottenere buoni risultati e grandi soddisfazioni potrebbe costarvi un bel po', un bel po'. Bilancia, amore. Questa settimana di dicembre sarà veramente incoraggiante ed entusiasmante per chi è impegnato in amore. Con il partner riuscirete a conquistare un bellissimo equilibrio e una complicità che vi farà sentire particolarmente bene, molto bene. Sarebbe davvero un peccato non approfittare di questi giorni per godersi emozioni e sentimenti. Finalmente un momento di tranquillità e di felicità per la vostra relazione di coppia. Lavoro. Le energie di questo momento del mese saranno piuttosto forti ed interessanti. Nonostante ciò, sul posto di lavoro non ci saranno tutte queste grandi novità, almeno per il momento. Il segno dello Scorpione. Amore. Maluccio le questioni sentimentali, le stelle di questa settimana. In effetti non vi aiuteranno troppo per quanto riguarda i rapporti affettivi e d'amore. Dovrete cercare di tenere ogni cosa sotto controllo, anche perché con il partner alcune cose potrebbero risultare poco chiare. La comunicazione di coppia non sarà il massimo, le parole non saranno proprio il vostro forte. Lavoro, dovreste tenere a mente che in questa settimana il vostro comportamento non sarà affatto dei migliori. Questo potrebbe facilmente portare conseguenze, disagi e problemi a livello professionale. Si potrebbe evitare, o almeno sarebbe consigliabile. Occhio. Sagittario. Amore. Che siate impegnati in una relazione di coppia stabile o abbiate intrapreso una nuova conoscenza da poco tempo, non sarà una settimana di grosse novità. Pochi cambiamenti per i sentimenti, probabilmente anche poche iniziative con una persona speciale. Senz'altro con difficoltà ci saranno grandi problemi, potrete godervi dei giorni di dicembre abbastanza tranquilli. Sul campo del lavoro invece buone notizie per il fronte professionale dove tutto potrebbe andare a gonfie vele. Potrebbero esserci interessanti opportunità e cambiamenti che già stavate aspettando da tempo. Tutto sarà affrontato con una buona dose di positività. Capricorno. Probabilmente questo sarà il momento giusto per riflettere a dovere su tante cose importanti. Dovrete ricominciare a valutare alcuni aspetti. I cambiamenti non saranno esclusi. Sicuramente sarà davvero fondamentale capire quello che avete e quello di cui invece avete bisogno per poter poi agire e farlo con una buona consapevolezza. Nulla sarà poi così scontato in questa settimana. Lavoro,
abbastanza simile sarà l'atteggiamento sul posto di lavoro. Forse vi renderete conto, è importante intraprendere una strada diversa per essere felici, per raggiungere i veri sogni nel cassetto piuttosto che tenerlo chiuso. Acquario, amore. Questa nuova settimana di dicembre sarà sicuramente interessante e positiva per i nati sotto questo segno. Se siete impegnati sentimentalmente inizierete a pensare un po' al domani insieme al partner. In questi giorni comunque non mancheranno certamente la passione e le belle emozioni. Potrete contare su delle buone stelle. Lavoro è il momento di guardare ogni cosa con occhi diversi. Sarà un periodo di nuove consapevolezze, ma soprattutto di tanto ottimismo. Sarete finalmente più fiduciose anche per quanto riguarda i sogni e i progetti di lavoro. E infine il segno dei pesci. Amore, in questi giorni di dicembre potreste essere un po' capricciosi e l'atteggiamento non sarà dei migliori. Se state covando tensione e agitazione generale, dovrebbe senz'altro provare a contenervi e tenere le emozioni sotto controllo. Questo comportamento molto di fare potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze sul rapporto affettivo. A prescindere da questo non darete il massimo nelle relazioni d'amore. Metterete i sentimenti da parte per un attimo. Lavoro, attenzione alle relazioni di questa settimana perché un certo nervosismo potrebbe portarvi problemi che non vi saranno troppo piacevoli. E così abbiamo completato l'oroscopo della settimana dal 14 al 20 dicembre. Io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana col nuovo oroscopo. Intanto vi anticipo gli auguri di buone festività natalizie. Noi ci sentiremo per la prossima settimana. Che le stelle siano sempre con voi.